E sull'importanza di proseguire con la messa a punto di opere di prevenzione concorda l'eurodeputato Sergio Berlato, che però mette in guardia da coloro che cercano di speculare anche sulla sicurezza del territorio. Non possiamo vivere continuamente in stato di emergenza pensando che con una precipitazione un po' più abbondante del solito tutto il nostro territorio vada in crisi. Purtroppo questa situazione è causata dalla mancata manutenzione del nostro territorio. La difesa di un territorio che appare sempre più fragile passa anche attraverso un'attenta opera di prevenzione. La manutenzione costa meno dell'eventuale riparazione di un danno, ma anche in questo caso bisogna prestare particolare attenzione perché il giro d'affari che gravita attorno a questo genere di opere può far gola a molti. Sembra che anche su questo qualcuno ci possa marciare sopra, perché sappiamo che a fronte di una serie di interventi di somma urgenza girano una quantità elevata di risorse che sono risorse pubbliche che però non devono essere sprecate in questo modo. Nella sua veste di parlamentare europeo, Berlato è impegnato da tempo in una battaglia affinché i bandi di gara per le opere pubbliche si svolgano nella massima trasparenza. Io ho denunciato con forza il pericolo che dietro questi lavori di somma urgenza si celino dei interessi di pochi. Qualcuno specula sulle disgrazie degli altri. Ho denunciato con puntuale determinazione la cosa, spero che gli inquirenti possano fare piena luce su questo sistema per fare in modo che i soldi dei cittadini non vengano sprecati per garantire un guadagno elevato ai soliti noti.